5.000 per la Digos, 8.000 nelle stime fornite dal coordinamento dei lavoratori portuali. Quale sia la cifra esatta, davanti al varco 4 dello scalo di Trieste, si sono concentrati fin dal primo mattino non solo centinaia di portuali triestini, ma anche semplici cittadini, giunti da tutto il Friuli Venezia Giulia e anche dal Veneto, come testimoniato dagli striscioni presenti. Il motivo della manifestazione è il rispetto dei diritti dei lavoratori ad andare a lavorare, il rispetto della Costituzione italiana e il rispetto di una legge europea che dice che non si possono discriminare i lavoratori a causa del vaccino. Sia al varco 4 che nelle altre entrate del porto chi era intenzionato a recarsi al lavoro è stato lasciato entrare senza particolari problemi, magari far qualche fischio e mugugno dalle ali di folla. La maggioranza dei 950 portuali è comunque rimasta all'esterno in attesa di notizie non sempre chiare in arrivo. Abbiamo saputo questa mattina che i camionisti marittimi per entrare in porto a Trieste hanno ricevuto la notizia che a loro non serve il Green Pass. Quindi mi sembra che qui stiamo andando veramente sempre più in là, sempre più lontani dal diritto di qualsiasi persona. Gli irriducibili si dicono pronti a proseguire la protesta fino al 31 dicembre, anche se a sostenerla a livello sindacale sono rimaste solo 2 sigle marginali, mentre le principali confederazioni avevano viste accolte le richieste sul pagamento dei tamponi, ma le richieste del varco 4 sono altre. Noi siamo fiduciosi, siamo in attesa che Draghi capisca che la nostra è una protesta per la libertà, non deve essere un muro contro un muro. Noi siamo convinti che anche se il 20% della popolazione sta protestando in giro per tutta l'Italia, abbia il diritto di essere ascoltata e il diritto sempre di libertà di scelta. Noi l'abbiamo dimostrato questa mattina, il diritto della libertà, perché non abbiamo costretto nessuno a rimanere fuori dal posto di lavoro, chi voleva andare a lavorare è andato a lavorare, quindi noi abbiamo dimostrato che la libertà è vera e bisogna metterla in pratica. Il governo dovrebbe iniziare a fare una cosa del genere. L'attività del porto, secondo le autorità portuali, ha avuto solo qualche rallentamento grazie al resto dei varchi regolarmente aperti, che hanno consentito il transito di vetture e camion, nonché il servizio interno dei treni. La protesta è dunque rimasta all'esterno. Tutti quanti aprono, Danimarca, Belgio, Inghilterra, Spagna, Portogallo, siamo gli unici insieme alla Francia e ultimamente la Slovenia. Questo deve essere chiaro agli occhi del mondo, c'è qualcosa che non quadra, insomma, è abbastanza evidente. Il Green Pass è una manovra economica, non sanitaria. Il vaccino è sanitario e per questo io mi sono vaccinato, ma io non posso togliere il diritto a lavorare alle persone perché mi invento delle manovre economiche.